labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare. E chi se ne frega se è sesso, se è amore. Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore. Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore, e che serve una canzone per parlare d'amore. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. È senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si son persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione. Vuoi fare un bambino o lo faccio io? Se ti fa piacere so farlo da Dio. Oppure vorresti che fossi tuo padre, per stringerti al petto e cantarti le fiamme. E chi se ne frega di Jung o di Freud? Non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi. E a volte è anche bello trattarsi un po' male, dormire di schiena per poi farsi abbracciare. La grande musceria di Dario Brunori, dallo stesso ammesso, perché no, durante un concerto una volta ebbe a dire che dopo una serie di interventi live di diversi artisti, arriva lui con quella sua musceria poetica che ovviamente oggi in apertura di questo numero di On The Road non potevamo non festeggiare, non tanto per una questione di dovere ma per una questione sentita, perché il premio Tenco 2020 va a Chip, che è l'ultimo disco di Dario Brunori e della Brunori Sassi. Un applauso ovviamente deve giungere a tutti quelli che sono relativi alla produzione, ai musicisti, a Massimo Palermo, a Dario Della Rossa, a Stefano, a Mirko Nofrio, ma a Simona Marrazzo e a tutti quelli che ci lavorano attorno, perché è un risultato molto importante, soprattutto in un tempo così sospeso, errante. Come sta? Come sta? Come sta? Bentornato, bentornato caro Giorgio Bocca di Bonifacio, caro amico mio, è da un po' che non ci si vedeva e d'altra parte una settimana sembra un tratto da attraversare temporalmente parlando abbastanza lungo, e poi invece ti trovi catapultato da un sabato all'altro, da una fine settimana all'altra, con una velocità impensabile fino a qualche anno fa. Non so perché ci sia stata questa deformazione proprio del tempo. Io volevo ringraziarla, Errante, però, volevo ringraziare per le suppellettili che lei mi fa ricevere puntualmente nel sottoscala. Lei, Errante, è un galantuomo, è un cavaliere. È la citazione del cavaliere Errante. Risparmiamocela, ma le ricordo che lei alla puntata 0 di On The Road disse che non saremmo arrivati alla seconda per una mia assenza volontaria e quindi ha perso una cena che vorrei consumare magari anche nel sottoscala, però bisogna pur consumarla, Errante. Certo, consumeremo sicuramente, consumeremo tutto quello che lei desidera consumare, caro Bonifacio, Vincenzi, Fabio, per gli amici con una B, solitamente sparano le due B dalle nostre parti, non ho mai capito il perché. Fabio. Cosenza Oifa, però, tendenzialmente a Cosenza è Oifa. Oifa, Oifa, ma ripeto, repetita Juvent, per quanto mi riguarda c'è soltanto O, che non so se appartenga al nome o al vezzeggiativo del nome, che poi è Ciccio. Comunque sia, quando qualcuno mi interpella per richiamare la mia attenzione, gli basta semplicemente dire O, e io puntualmente ogni O che sento rimango disponibile a questa chiamata. Fabio, oggi Luca Achito, che ringraziamo perché è sempre lui in regia, è sempre lui a dare soddisfazione a tutti i nostri momenti creativi, perché la televisione prevede necessariamente una squadra, prevede necessariamente uno spogliatoio, laddove l'unico a denudarsi non è né Luca Chito, né Piero Arena, né il sottoscritto, ma è semplicemente Fabio
Bonifacio Vincenzi. È proprio un piacere recondito nel denotarmi. Sì, no, ma perché lui prima mi diceva mi perdoni errante, mi allontano, vado a cambiarmi. Cioè ha proprio questo approccio, e invece sono vestito così da ieri sera, lui invece ha l'approccio proprio deontologicamente parlando, professionalmente parlando, ineccepibile, impeccabile. Bisogna sapersi prendere per il culo da soli, errante, bisogna sapersi prendere per il culo da soli. Le ultime parole che ho letto o scritto, adesso non ricordo, è questo: non prendersi troppo sul serio, ed effettivamente è così, per avere quell'ebbrezza di leggerezza che contraddistingue la nostra vita. Abbiamo busta A, busta B o busta C? Perché Luca ha detto, voi la trasmissione la conducete con troppa nonchalance, ecco. Invece vi dovete scialare, e allora vi metto la scaletta in una busta A, un'altra scaletta nella busta B, un'altra e terza e ultima scaletta nella busta C. Lei quale sceglie fra la busta A, la busta B e la busta C, caro Fabio? Senza tema o possibilità di smentita, errante, lei deve sapere che io scelgo la busta C, anche perché ha un iniziale che può essere abbandonata a tante esclamazioni che appartengono al nostro temperamento da meridionali, perché poi la C mica uno certo. può scherzare con la C, è che C. Busta C, ecco qua. Io prendo atto della scaletta. Ma lei mentre legge la scaletta, posso farle una domanda? Perché mi era venuto in mente prima, quando eravamo nei camerini. Sì. Che abbiamo dei camerini, qualcuno può pensare che non abbiamo i camerini, ma invece noi abbiamo i camerini. Allora mi veniva in mente, ma quando lei era ragazzino, posto che io sono sempre stato una gran pippa, quindi a calcio non ci ho mai giocato, ma lei era uno di quelli che giocava a calcio? Io sono convinto di questo, insomma qualche partita la faceva. Diciamo, più che giocare a calcio, zappavo le zolle dei campetti. Ti voglio dire, si impegnava da un punto di vista sì, l'impegno era garantito, poi la bontà del mio impegno, ma non ha mai, diciamo, creato problemi di mancanza di impegno, perché non basta impegnarsi nella vita, devi produrre anche dei risultati. A proposito di questo, se lei, mentre in queste partite che potevano essere giocate all'ex campo di Via Roma, alla Monrone, o insomma adesso provando un po' storicamente a ricostruire quelle che potevano essere le delle parrocchie. E le parrocchie. Ma quando lei perdeva e il pallone eventualmente, illo tempore, era suo, se lo portava a casa? No. Interrompeva la partita? Ma io ogni volta regalavo il pallone ai miei compagni non si può dire. Compagni Ai miei camerati non si può dire. Ai miei amici. Amici. Vicini e lontani. Vicini e lontani, e siamo salvi anche per questa volta, perché usare dei termini anziché altri oggi è veramente pregiudizievole, ecco, per chi ci segue, perché questo political correct ci sta inondando al punto da confonderci e non capire più chi la pensa in un modo se è collocabile a destra, chi la pensa in altro è collocabile a sinistra, chi la pensa in modo alternativo a quelli precedentemente citati invece si può collocare. O come la maggioranza, che sono quelli che non pensano. La stragrande maggioranza non pensa, ascolta, e noi comunque vogliamo rivalutare il senso del pensiero, e qua dalla scaletta sorpresa che ci ha effettivamente sorpreso, il primo collegamento che interviene all'interno del nostro Onderò di sabato 4 luglio, che giorno magnifico. Un saluto agli amici americani, nonostante il Covid che imperversa. Un saluto agli amici americani che hanno avuto la sfortuna di incappare nell'ultima fermata di Donald Trump, che è praticamente la via de Venezia Croce, scusatemi la mia dialettica. Prima o poi all'America una croce la via d'arrivare, è arrivata. Noi invece ci saltiamo intellettualmente con Domenico Corchiola. A lei, maestro. Domenico. Buongiorno a tutti. Le promesse, Domenico, vanno mantenute, perché noi
abbiamo lanciato questo progetto tuo, della tua equipe, dei tuoi amici, dei professionisti che lavorano nel tuo ambito e che poi hanno sviluppato qualcosa che ha un'incidenza importante nel sociale. Ricordiamo che è fondamentalmente gratuita, si tratta di negozi a domicilio ed è un'operazione che avevamo promesso la scorsa settimana, per quanto poi tu fossi stato esaustivo nello spiegare quello che avevamo ripromesso e che provavamo a fare un viaggio concreto e quindi scrollare come funziona la possibilità di fruire di questa grande intuizione che avete avuto. Certo, ben volentieri. Io direi che il modo più professionale, piuttosto che esaustivo, per spiegare che cos'è il negozio a domicilio è mostrarlo ai vostri telescoltatori. Ai nostri, sì. Sì. Se voi mi consentite, io condividerei lo schermo e facciamo insieme questo viaggio all'interno del progetto. Io mi esalto, Domenico, ingegnere Corchiola, mi esalto quando l'intelligenza si collega alla praticità e questo binomio ingegneri-intelligenza è qualcosa che fa sperare per un futuro migliore. Prego. Allora, se voi vedete il mio schermo... Chiaro? Chiaro? Benissimo. Il negozio a domicilio si mostra come un sito web di commercio elettronico. Come tutti i siti web di commercio elettronico, ha il suo motore di ricerca che ti consente di cercare il prodotto intorno a te all'interno delle categorie che sono presenti. Ad oggi sono presenti categorie come abbigliamento e gioielli, alimenti e bevande, arredamento, bellezza, dispositivi di protezione che sappiamo sono importantissimi e quasi introvabili, attuali, ma anche elettronica, fai da te, farmacie, nonché i servizi. Quindi puoi ricercare il prodotto all'interno di una delle categorie o in maniera generica. Noi, perdonami se ti interrompo Domenico, abbiamo praticamente digitato negozio sul motore di ricerca che usualmente frequentiamo, abbiamo digitato negozioadomicilio.it. Mi pare di capire che l'inizio è quello, l'incipit è assolutamente quello e si vede la schermata che stiamo producendo in video grazie alla tua tecnologia. Quindi sappiamo di essere nel posto giusto, Francesco, quando vediamo questo posto a noi molto caro che è Corso Mazzini. Certo, con i bronzi di Riace. Sì, assolutamente, quindi quello che si può fare già direttamente da cliente è cercare il prodotto vino. Con un motore di ricerca interno vengono visualizzati tutti i vini intorno a me. Allora, che significa i vini intorno a me? All'interno dei negozi a domicilio abbiamo detto che ci possono essere diversi produttori di vino, diverse persone che pubblicano il prodotto vino, però abbiamo invertito il paradigma di localizzazione. La nostra non è una localizzazione, la nostra è una glocalizzazione, dove la G sta per... è una localizzazione intorno a te, cioè intranea quasi, quindi cioè ti do i risultati dei negozi che stanno intorno a te. Ecco perché enfatizziamo tantissimo il negozio di prossimità. Quindi, non è più una global, come dicevamo, ma diventa una glocal. Local, sì, locale. È chiaro che se non ci sono vini, ovviamente intorno a me, ovviamente vengono visualizzati quelli più vicini, che magari non sono proprio intorno, ma sono comunque facilmente raggiungibili. Quindi vedo il prodotto, ho la possibilità di inserire il singolo prodotto, proprio come farei all'interno di un supermercato, all'interno di una lista di desideri. Quindi il prodotto mi piace, lo aggiungo a questa lista dei miei desideri e il sistema comincia a fare questa conta per dire: se lo comprassi, non l'hai ancora aggiunto al carrello, ma se lo comprassi spenderesti 9 euro. E posso continuare lo shopping anche fra prodotti eterogenei, quindi un sistema molto veloce.
che funziona anche da un telefonino, funziona da un tablet, funziona da qualsiasi dispositivo. Ovviamente se venisse visualizzato sul telefonino l'estetica sarebbe leggermente diversa, perché si adatta al dispositivo in cui viene visualizzato. Un'altra cosetta molto interessante che prevede negozi a domicilio, e Francesco, qua mi aggancio a quello che hai detto tu l'altro giorno, cioè vendiamo ma dobbiamo vendere al giusto prezzo. No, dovremmo vendere, perdonami, al prezzo più basso possibile, perché altrimenti diventa l'ennesimo inganno della rete. Quindi preghiamo tutti coloro i quali, essendo più vicini al mondo animale propriamente detto ed essendo dotati non tanto di intelligenza quanto di furbizia, di astenersi dall'uso di questa app assolutamente gratuita, nel senso più alto del termine, della gratuità. Per cui veramente voi ingannatori del mondo della Calabria, ladruncoli o ladroni, astenetevi dal mettere nelle vostre attenzioni negozi a domicilio. Oh, no, bravo, no. Anche perché il sistema metterebbe a nudo questa propensione all'inganno, perché il sistema consente di comparare più prodotti. La corte l'ha pregato, quindi. Supponi che io voglio verificare questo vino che vende il produttore X e dico compara, aggiungilo nella comparazione, e questo vino che è magari lo stesso vino che vende il produttore Y. Sì. Quando sono nella comparazione, il sistema mi mette a nudo le differenze di proposta, chiaro. E quindi il cliente che cosa fa? Il cliente della rete. Lei è un genio, che meraviglia. Ingegnere Colchero, lei è veramente un servizio straordinario. Noi siamo innamorati proprio dell'idea, ma soprattutto della passione con cui questa possibilità di sviluppo, di utilizzo dell'informatica per qualcosa di veramente concretamente pratico, soprattutto in un momento di grande difficoltà, ritengo sia qualcosa di veramente necessario. Domenico, tu sai che il tempo è tiranno e tiranno finisce, allora vorrei a questo punto fare il salto non della quaglia ma del curioso dall'altra parte del confine. Cioè, adesso abbiamo individuato l'attività del potenziale cliente. Mi piacerebbe, se possibile, altrimenti lo facciamo settimana prossima, se fosse possibile mi piacerebbe inquadrare in che modo io, semplice o non semplice e quindi articolato commerciante, posso diventare elemento presente all'interno di questa applicazione. Io vendo cancelleria, sento in televisione o negli altri modi che avete utilizzato, che hai utilizzato per divulgare questa magnifica applicazione, sento questa notizia, voglio, perché sono una persona intelligente e non un ladrone furbo, voglio intervenire ed utilizzare questa applicazione. Cosa facciamo? Francesco, semplice, solo abbiamo cercato di renderla quanto più semplice possibile, quindi semplice significa www.negozioadomicilio.it, trovi questo menu in alto, iscrivi negozio. Cosa significa iscrivi negozio? Iscrivi negozio è un qualcosa di molto semplice, devi mettere la tua email, tuo nome, il tuo cognome, il nome del tuo negozio, che sarà il nome con cui il tuo negozio verrà visualizzato all'interno del centro commerciale, l'indirizzo, e l'indirizzo deve essere quanto più preciso possibile perché ti localizzerà all'interno di quella mappa che vedevamo prima, la provincia, il CAP, il telefono del negozio. Devi naturalmente accettare le regole di iscrizione al negozio, che sono la regola del trattamento dei dati, piuttosto che accetti di utilizzare questa piattaforma rispettando tutte le condizioni di cui abbiamo parlato fino ad ora. Ovviamente, siccome io mi aspetto che qua dentro ci siano esclusivamente degli esercenti paganti e non appena l'esclusione, ovviamente, no? Perché una volta verificata immediatamente l'app può
estromettere coloro i quali poi non si adeguano a quelle che sono le regole previste da una piattaforma che ricordiamo, da un'app che ricordiamo essere assolutamente gratuita. Quindi se assolutamente sì, assolutamente sì, e ti dirò, allora chi non le accetta non si può proprio iscrivere. Chi le viola, scusa Domenico, chi le viola le regole viene estromesso insindacabilmente. In automatico, quindi questo è importante. Che bello, che bravo. Che uomo magnifico, Viato che ne ti sposa. No, che esercizio di democrazia concreto. Che bello, che bello, bravo Corchiola, lei è il nostro referente informatico fino a che vita avremo. Io sono integralista assolutista quando sento questo profumo di umanità, di intelligenza, occhi stanchi ma contenti perché stanno producendo il bene, la civiltà. Che meraviglia questa Calabria, smettiamola di piangerci addosso, smettiamola di mettere la faccia leghista a fianco a quella di Dario Bonori, non confondiamoci in questo merdario che ci circonda perché ci sono delle emergenze, cioè delle punte di intelligenza che escono fuori dal piattume quotidiano che meritano veramente comunicazione, divulgazione, conoscenza e utilizzo. Fatelo perché negoziadomicilio.it ci mette la buona coscienza, veramente la buona coscienza e non il sordido atteggiamento di facciata per poi speculare. Non c'è un centesimo di royalty che percepisce Domenico Corchiola su questa iniziativa, perché la sua grandezza consiste nel fatto di apparire nella sua umile e altisonante conoscenza dell'informatica per consegnare uno strumento vero. Avete rotto le palle con gli inganni. Mi hai comprato un rubinetticcio che avevi di collegare, no? Mi hanno fatto 20 euro e mi hanno visto questo rubinetto che sono 6 mesi che l'hai comprato. Dice, ma ogni mattina le gli stimi morti. No, mi astengo dalla bestemmia mortale, però in rete esiste anche il bello, il buono e soprattutto l'intelligenza calabrese che potrebbe essere utilizzata anche per fare gli spot della Calabria in Calabria, che potrebbe essere utilizzata per 1000 altre attività creative. A noi non manca la creatività, manca la politica e i politici, perché soppiantati da politicanti e politicheria che a fianco alla bullocrazia, alle massomafie hanno creato, non ripeto di nuovo la parola, un vuoto pneumatico e la sordità. Domenico, negoziadomicilio.it, io sono un commerciante reale perché sono registrato alla Camera di Commercio, pago le tasse, non sono affiliato all''ndrangheta e quindi anziché vendere i prodotti spaccio cocaina o dosi d'altri intrugli mortali per l'essere umano. Che poi volevo fare una domanda, no? all''ndrangheta. La domanda che pongo è questa: dall'attimo in cui avrete drogato tutta quanta la Calabria, chi produrrà economia per pagarvi le dosi? Quindi secondo me quello che state esercitando non è da persone intelligenti, quale qualcuno vuole sbandierare l''ndrangheta, i colletti bianchi dell''ndrangheta. Continuate ad avvelenare il territorio con la spazzatura, con i rifiuti. Con rifiuti radioattivi, pericolosissimi, e chi più ne ha ne metta. E allora a questo punto veramente... Domenico, velocemente, orientiamoci verso la chiusura di questo nostro incontro. Sì, tuteliamo il fatto di essere negoziante, come dicevi tu prima, di essere persona che realmente paga le tasse. Di fianco a te, all'interno di Negozio a Domicilio, non ci può essere nessun altro che non sia una persona reale, perché quello che io mi aspetto venga caricato è il documento del legale rappresentante. Quindi non sei
una scritta dietro una tastiera, sei una persona vera, che una persona vera da questa parte verifica e ti autorizza a compiere delle azioni, a popolare il tuo negozio. Grazie, Domenico, Domenico, grazie mille. ritorniamo settimana prossima? Assolutamente, finché ne avrete voglia, grazie, io approfondiamo magari, perché così io e Errante compriamo qualcosa, vediamo se riusciamo a trovare il suo rubinetto. Compriamo glielo in regalo diretta, io, glielo regalo io, paga lui, compriamo in diretta. È arrivato il pagatore, signori miei. Grazie a Domenico Corchio, la pubblicità, ritorniamo tra poco. Grazie a voi, grazie a voi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ti ho visto quella sera, mezza pazza ma sincera, bella come Cosenza. Ti ho visto quella sera, bella come Cosenza, con l'amica Piazza Fera, mezza pazza ma sincera. E ora non so più che cosa fare, non ci sei tu, baby, sto male. I nostri polsi che si sfiorano, poggia le tue labbra sulle mie, mi hai detto ti amo ed è cambiato tutto. Vieni via con me, ora sono davanti la villetta che ti aspetto da mezz'ora, ora. Ti ho visto quella sera, bella come Cosenza, con l'amica Piazza Fera, mezza pazza ma sincera. E ora non so più che cosa fare, non ci sei tu, baby, sto male. Su Viale Parco ci vediamo, tu in giro con le amiche, mentre parliamo ci agitiamo come fossimo a Disneyland. Ci siamo fatti un giro, voglio starti vicino, credimi che sei bella, fai mancare il respiro. Ti ho visto quella sera, bella come Cosenza, con l'amica Piazza Fera, mezza pazza ma sincera. E ora non so più che cosa fare, non ci sei tu, baby, sto male. Bella, bella come Cosenza, bentornati in questa seconda parte. Noi ovviamente abbiamo tutt'altro che voglia di sfruttamento, abbiamo voglia di divulgare questa eccellenza della nostra bella città di Cosenza, Upside Down con Bella come Cosenza, e mi piace questo accostamento che si fa tra la bellezza e la città che abiti, e la città che vivi, e la città che respiri. Poi lasciamo perdere eventuali deformazioni amministrative o eccellenze amministrative. Non è questo l'ambito che noi stiamo promuovendo, ma è quello del mondo creativo. Diciamo che per definire un po' meglio, da restituire un'immagine, proviamo a non essere un palo in mezzo a una pista ciclabile, che è fondamentale, perché quello che invece noi vogliamo fare è accompagnare le persone sulle piste ciclabili, magari chi ha voglia di pedalare, perché no, cercando di offrire anche dei suggerimenti, perché il ragionamento che è venuto fuori prima con Corchiola, sì, perché Errante a me piace, perché lei incide con queste sue esuberanze, sono importanti. Glocal e global, no? Il concetto di glocal. Scusi, posso correggerla, Fabio? Gradirei che lei dicesse Esuberrante. Esuberrante. Che mi era venuto in me. Lo sono. È freudiano. È freudiano. Mi creda, Errante è freudiano, non l'ho fatto apposta. Ma tornando al concetto global e glocal, quello è fondamentale, perché quello che viene fuori da questo ragionamento che abbiamo fatto con Domenico Corchiola è importante, perché il commercio non è questa roba che stiamo cercando di spacciare, che bisogna comprare solo prodotti calabresi purché siano calabresi. No, insomma, mi pare... È una troiata intellettualmente mortificante. Cioè io compro il meglio, io non devo promuovere la merda di Calabria perché è calabrese, devo promuovere le eccellenze e la convenienza calabrese, perché lo dico anche agli altri, non pensate di essere i più furbi, perché c'è gente intelligente che non comprerà mai sulle vostre piattaforme, sui vostri negozi
nella rete, se non ci sarà un vantaggio che è dato dalle 2Q, quantità e qualità, le vostre quantità verranno vendute e moltiplicate senza nulla togliere alla qualità. Questo è il connubio, perché è vero, i figli di Calabria brancolano nel buio della disoccupazione, però ai voi a scuola, all'università sono andati e nella stragrande maggioranza hanno tratto profitto intellettuale, hanno il pensiero evoluto, per cui alle fiabe crede nessuno. Utilizziamo la rete, utilizziamola nel migliore dei modi. I fruitori della rete, e quindi commercianti e clienti, si incontrino su queste piattaforme di qualità e di quantità. La quantità a beneficio dei commercianti, la qualità a beneficio dei clienti, con prezzi assolutamente invoglianti. Se non invogliate col prezzo, state facendo lo stesso errore dell''ndrangheta che droga tutto il territorio calabrese nella speranza di poter un giorno trovare redditualità. Tutti drogati, produrremo reddito zero. E su allora... quello non c'è dubbio, ma basterebbe fare l'esempio di Amsterdam, no? Se lei, non so se lei mai ha avuto la fortuna di andare ad Amsterdam, posto che è una delle città più pulite in assoluto rispetto all'Italia, ma è la città più sporca d'Olanda. Sappiamo bene che c'è la free cannabis, ci sono i coffee shop, ci sono... Però gli olandesi danno la pappatoia agli stupidi che anziché andare a guardare le bellezze in Olanda vanno semplicemente perché è facile o è libero entrare in un coffee shop. Ma volevo dirle una cosa, quanto può essere importante, al di là dell'utilizzo dell'app, che l'app venga supportata anche dal passaparola, da ciò che poi noi non siamo più, perché le piazze virtuali vanno gestite in maniera concreta e diretta, nel senso che se io ho una buona notizia o so che c'è qualcosa di positivo di questa terra, devo cercare di fare in tutto il modo, come in questo caso, ribadisco, microfono mezzo potente, cercare di divulgarlo. Quanto è importante parlare tra di noi, Errante? Quante cose ci siamo dette al di là dei pim 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 pim? È fondamentale. La comunicazione sana è fondamentale. Il trasferimento del buono, dell'utile, del conveniente è fondamentale, è da porsi a fondamento di qualsiasi nostra iniziativa, perché se mai iniziamo a civilizzarci, hai voglia ancora a sentire sempre le stesse contumelie, ingiurie, diffamazioni, che poi però, se la situazione continua a permanere nello stato di stalla in cui si trova, non sono più neanche diffamazioni, sono letture della realtà, un'inferiorità che non si conclama con Domenico Corchiola, che non si conclama con Upside Down, ma si conclama col nostro vivere quotidiano, fatto in modo surfing, superficiale, che non va mai in profondità, che non è prodotto da studio, perché lo studio è impegno, è tempo da dedicare, e il nostro unico patrimonio è il tempo. E allora toccava un nervo scoperto, e io preferisco saltare e appieppare quando mi dice Olanda, perché non più tardi di ieri il ministro dell'economia Brutte dice: l'Italia deve imparare a camminare con le sue gambe. L'Italia sono millenni che cammina con le sue gambe, caro ministro, caro Brutte. Viceversa, l'Olanda dovrebbe fare a meno dei paradisi fiscali di cui è sede, per tentare di rendere tangibile la lealtà di uno Stato membro nei confronti degli altri Stati membri. Invece, ciclicamente, 26 tenano e un'ombrena, e girano un'ombrena e 26 tenano. Pensi come cambierebbe il risultato dell'economia basata sul turismo in Olanda se d'un tratto, ora al netto di queste problematiche del Covid, gli italiani smettessero di andare in Olanda, soprattutto le giovanissime generazioni, no? Nei primi viaggi, anche perché
la città del proibito, cioè tutto ciò che è possibile, che loro hanno brandizzato, cioè loro sono riusciti intelligentemente a brandizzare il negativo, ma ancora prima a costruire una nazione sull'acqua, con la terra di riporto. Bello Fabio, vai lì, vedi tutte le puttane in vetrina. Capito, le puttane in vetrina. Ti puoi drogare liberamente. Olanda, ma questa è civiltà? Provate a riprodurre l'innovazione di civiltà come avete fatto nel calcio, come avete fatto con Rotterdam, Amsterdam, collocate al di sotto del livello del mare, con delle opere gigantesche da un punto di vista ingegneristico. Stimolando la curiosità con la Compagnia delle Indie, ricordiamocelo, perché comunque anche qui torniamo all'Italia, perché c'erano le repubbliche, quindi c'era Venezia e quindi c'erano i grandi commerci con l'Oriente che hanno aperto un mondo, perché l'Olanda è una terra che poi è basata come popolazione su tantissime persone che arrivano dal Suriname e che hanno reso sia da un punto di vista sportivo ma che da un punto di vista proprio economico una nazione fortissima, per cui un po', come diceva Errante, un po' di moderazione rispetto poi ai parametri che si utilizzano nell'interlocuzione con una nazione che dovrebbe essere amica, pensando a un paese unico, e questo dell'Europa, che ancora è una chimera, perché c'è chi prova a fare il gioco dell'inchiappetto, come diceva Errante, è una cosa un po' abbastanza grave, diciamo, che è un nodo che bisognerebbe sciogliere, Errante, o no? Non crea futuro per gli Stati Uniti d'Europa, perché c'è soltanto una sudditanza di tipo economico-monetaria, perché ci hanno sottratto la possibilità ad ognuno degli Stati membri di poter produrre moneta, e non c'è bisogno di invocare un genio dell'economia per capire come la produzione propria della moneta, della propria divisa monetaria, sia un supporto importante. Cioè gli Stati Uniti hanno immesso direttamente nelle imprese, producendo durante il periodo più buio dell'economia, hanno introdotto non so quante centinaia di migliaia di dollari, miliardi di dollari, per consentire le ripartenze. Non parliamo delle ripartenze perché veramente c'è da cadere malato, anzi credo che a questo punto c'è pronto un collegamento, Fabio. Sì, no, vero? c'è un collegamento, perché poi abbiamo provato a entrare, come facciamo sempre, stando on the road, perché on the road è diverso dall'essere surfisti. I surfisti stanno sulla cresta, purtroppo noi non ce lo possiamo permettere per una questione sia anagrafica ma che di coscienza, e quindi on the road si prova a stare dentro l'onda, quindi a prendere anche gli schiaffoni, e prendendo gli schiaffoni, parlando di sanità, noi proviamo a fare un collegamento importante. È una regione che ci sta molto vicino, è una regione che ci sta a cuore, perché è un modello per quello che ci riguarda, o comunque proviamo a rapportarci con questo contesto, che è la regione di Pecorino D'Umpezzo. E c'è un ospedale importante, che è l'ospedale incivile dell'Ammucchiata, che è di Pecorino D'Umpezzo, dove noi abbiamo, per entrare dentro il problema, un collegamento con un degente che, guarda caso, si chiama Carmine Degente. E lo vediamo già lì, eccoci pronti per il collegamento. Carmine, ci sente? Ci sente? Intanto come sta? Quella... La vediamo? Ci sente? Come sta? Luca forse può dirci se ci sente. Siamo in collegamento. Grazie! Ah, ecco. Grazie! Graziella! Sì. Grazie! Graziella! Nuggio! Grazie di avermi voluto in questo programma, che non per dire, ma solo vedo cane e porci, signora. Signor, grazie come mille. Si chiama? Signor Giorgio Bocca di Bonifacio. Tutti su vedono, perché la poesia, satira, la poesia, virgola, la satira, la poesia, la spendire revue, il recovery fund, mica che la capiscono tutti, mica che tutti ammettono dopo averle viste che hanno bisogno di andare a studiare, di tanti dell'analfabetismo che c'hanno, l'analfabetismo, proprio a gomitolo ce l'hanno, l'analfabetismo agli ommari, l'analfabetismo si ci fanno i maglioni, gli ommari dell'analfabetismo. Analisi, Che di tanti che ne hanno, ci investono tutti quelli che ci stanno attorno, ci investono.
E sinceramente poi a me mi fate sentire l'asso di bastone quando le ambisco le ammazza, proprio fregno. Finalmente. Senta, una notizia che è circolata oramai da qualche giorno, in settimana. Pippo Calli, il re del vado e torno subito, si è dimesso. Questa è una notizia... Io che mi si la pane in fondo, non mi farina. Mio Dio, Dio mio, mio Dio, Dio mio, mio Dio, Dio mio, mio Dio, Dio, Dio mio, no, non è possibile. Si è non ci dimesso. credo che sei una tecnica. No, Che lucidità, Dolore profondo. Si è Sofferenza, dimesso. scina mi già, che rapa ma che mi sento scattare, tanto dolore. La Lo so, colica, ma oggi la perché è un colica, colpo lo basso. sapete, È la oggi la colica. Oggettivamente Bermetti, un colpo basso. Tielina, Creolina, chi mesce morto nessuno, non già ti sente. E mo che si è dimosso Pippo Calli, chi ce la metterà la vasellina sopra il piano perché ne scivola meglio senza artriti? Chi ci racconterà le favole del cambiamento? Io mi avevo registrato pure tutti i comizi e tutti i sera mi sentia, io. Chi ce le leverà ora le castagnole dal fuoco me? Ma aveva comprato pure i pinne gialle, io che dice che nati miei pure pinne Però, gialle. no, signor Capi, non vorrei interromperla, però tenga conto che questa sua reazione, siamo in diretta, e quindi potrebbe anche causare da parte di qualcuno che ci sta ascoltando o ci sta seguendo dei gesti inconsulti. Quindi bisogna anche... Alleggeriamo un po', Però no. Avvertiamo. Però, scusa, signor Giorgio Bocca di Bonifacio, che ci vuole? Che metti in un cartello con una scritta, i qui presente, che vedi i qui presente programma è sconsigliato per un pubblico sensibile e suggestionabile per la crudezza di immagine e contenuto, che cazzo? Ma noi facciamo leva sulla Così dice, sensibilità. E chi che? E chi che? E chi cazzo? Me ne è peggio. Senta, signor Carmine De Gente, c'è qualche bella novità all'ospitale incivile dell'Ammucchiata che può comunicarci? Perché Ma l'unica sempre- cosa bella, arraccata cosa bella, l'unica cosa bella è che hanno diminuito i visite di parenti, Ah, hanno cancellato i foderi di cucina, erano via Vainzano, signor Pippo Bar. Un po' capire a roba che avevano già la stanza, sempre mire, che venivano tutti i miei, che si sono fatti un cappio a capuco, a cappeggi prima, vedi no? Si pigliavano che lo cavolevano, che si aspettano un ringraziamento con la pila del governo, poi non muore, bello. Senta, ma volevo farle una domanda, ma rispetto alla limitazione delle visite ai degenti ospedalizzati... Allora, signor Giorgio Bocca di Bonifacio, a Mogliere la limitazione hanno fatto. Che chi era casaccia, a Mogliere, ma una infermiera hanno limitato pure, ma sempre a livello, anche un commissario hanno superficiale. A Mogliere me l'avevano dato un permesso per 15 minuti 2 volte a mese. Poi, Addirittura. poi un commissario è passato già alla stanza, no? Addirittura, il commissario. Sono a cimiacci, Ah, broccoli sponsor. E diciamo che per gratitudine mi ha modificato un permessino a Mogliere. E la fa una volta un mese, alleggimi proprio down proprio. E diciamo un parente a controllo, alla sbarra, ha modificato a una volta un mese, no, non quarto d'ora ma 5 minuti. certo. Almeno. Ma vi sentite almeno telefonicamente, signor Carmine? Mi sta portando proprio finito. Scusa, meno male. Signor Carmine, misura come ne fa. signor Carmine, grazie per la Pronto? disponibilità, grazie telefono. Sto mille. facendo un'intervista e chi... Sta parlando al telefono. E chi che è? Tutta a poco. Ma mi alzo, a giusto volete. Polizzo il gesso, cancellare. E la può pappagallo, sì, ma avevi scordato. Oh, polizzo che stanotte me ne segna accorto. Io già sarà a pappagallato la tazza e io ci sono da fare cacchini su. E non te dico. E ha derotto povero uccello. Manchi i cani. Già, tutto a posto i guaglioni. Tu, pronto? Ha chiuso. Signor Carmine, lei sa che
Scusate. Io ho una zia, anch'io ho una zia che quando si addolorava esattamente aveva questo problema, anche a lei veniva una fitta. Oh, mamma mia, torno dolore per Pippo Calle, un redo torno subito. Ah, ma ne torno! Ciele, È una situazione... creolina, graziella, niente. Aiutate, tengo la fitta, aiuto. Gliel'ha detto prima Fabio, signor Carmine, lui aveva una zia che aveva la fitta, anche lui. È come la fittizia, ti identica. Esatto, Sì. immaginavo io. Va bene. Speriamo che la situazione non sia Casa, preoccupante in ogni Ho caso. visto spagnati che ancora non mi hanno ammazzato. Segno solo svenuta. Ah, E ecco. così ne sali all'aria. Meno male, Abbiamo va. una rassicurazione. Meno male. Che poi arriva anche, insomma, è una dichiarazione lucida e quindi noi siamo entrati dentro la notizia in diretta da un ospedale anche importante, che è quello della Mucchiata, fa eco rispetto anche a quello che poi è la situazione anche in Calabria, dal punto di vista limitrofo, di situazioni anche al paradosso, perché sappiamo e registriamo, e bisogna dirlo, da questo nostro spazio ci sono tantissimi anche malati in diverse patologie, ma soprattutto bambini che hanno notevoli difficoltà, soprattutto per quello che riguarda la riabilitazione neuropsicomotoria e che ancora dopo il post-Covid non riescono a poter fruire di servizi che invece sono fondamentali per lo sviluppo degli stessi anche da un punto di vista cognitivo, e questo mi sembra veramente qualcosa di scandaloso, il che qualcuno, mentre prepara dei piani straordinari per il rilancio dell'economia, dovrebbe ripensare al fatto che senza opportune misure culturali, ma culturali con la C, che riguardano le scuole, le università, ma con la sanità, un popolo più ignorante e più ammalato non può certamente far sì che questa terra possa progredire. Io almeno errante, mi perdoni per il mio inciso. Sono ovviamente d'accordo con quello che dice lei, e la C per me è più simboleggiante il commissariamento costante. Io voglio chiedere al governo centrale, alla governance, come si fa a costruire, a produrre, ad elevare le future classi dirigenti se in questa terra, bellissima e sciagurata ad un tempo, continuano ad arrivare commissari? Io l'altro giorno, ovviamente seguendo Teleeuropa Network, perché per quanto riguarda l'informazione di Calabria, senza nulla togliere alle altre emittenti, direi che il nostro direttore è veramente attento a tutto quello che accade sul territorio e fra l'altro a far da supporto, e comunque questo coro di civiltà c'era anche il responsabile del servizio Gazzetta del Sud, Arcangelo Badolati, che parlavano in merito all'URB, dici cos'è? È l'unità di ricerca biomedica che di stanza ad Aprigliano e che si interessa dei malati oncologici per quanto riguarda il sangue, quindi le leucemie. È in atto probabilmente una decisione che chiuda questa realtà d'eccellenza, conclamata, lo seguivo in questa trasmissione, conclamata dal presidente AIL, che è l'avvocato Ornella Nucci, che diceva proprio non c'è una logica. Ecco, noi vorremmo che la sanità ritornasse alla logica, perché fino ad oggi sembra veramente di giocare al Monopoli. Però pensi anche alle solitudini, perché da una parte, poi parlando di Cosenza, che è una realtà geograficamente a noi più vicina, ma c'è, Errante, anche dei problemi che arrivano dagli ospedali, da quelli che devono diventare gli hospice, da quelli che devono diventare gli ospedali di servizio con alcune specializzazioni, depauperati tutti quanti, non funzionano i reparti, ma soprattutto per quello che riguarda anche la sussistenza minima, no, sugli anziani, che devono stare in fila in posti della Calabria, come ad esempio la Mezia, 2, 3, 4, 5 ore sotto il sole senza nemmeno una tettoia, perché adesso ci sono anche il distanziamento sociale, per poi
provare ad avere diritto a qualcosa, mentre noi parlavamo con Corchiola prima che con un'app è possibile farsi recapitare a casa quello che può essere anche non di primissima necessità, ma pensiamo a come sviluppare in assenza di strutture qualcosa che può aiutare in maniera concreta la gente. Ma fino a quando a intervenire non sarà l'intelligenza, ma la furbizia di politicanti, politicheria e bullocrazia, noi non riusciremo a respirare, purtroppo. Siamo condannati all'apnea, siamo condannati a morte. A Roseto Capospulico, un signore torna da una giornata al mare nella quale evidentemente si era affaticato, ha visibilmente un problema cardiaco, chiamano l'ambulanza, il 118 a Cosenza, Cosenza si rivolge a Trebisacce, Trebisacce possiede una sola sgangherata autoambulanza che è impegnata in un altro intervento e il signore, di cui è opportuno citare anche il nome, Roberto Salerno, muore davanti agli occhi della moglie, della figlia, dei parenti, di tutti quelli che hanno potuto far nulla. Roseto Capospulico è bandiera blu, egregi politicanti, politicheria e bullocrati, egregi commissari della sanità malata endemicamente calabrese. È bandiera blu, un'autoambulanza. Immaginate, bandiera blu significa un mare magnifico, splendido, cristallino, dove arrivano in gran quantità i turisti. Noi è questo che auguriamo alla città di Roseto Capospulico, un'autoambulanza che deve arrivare da Trebisacce, un'autoambulanza che deve arrivare da Trebisacce. La provincia di Cosenza conta 155 comuni, la Calabria conta 404 comuni, ma avete dimensione di cosa significhi? O pensate semplicemente ad esternare i vostri sentimenti, i vostri amori commissariati, anche quelli? È una dignità che bisognerebbe recuperare. Io mi auguro che si illumini l'intelligenza al posto della furbizia, perché ne abbiamo veramente i conchiglioni pieni di furbizia commissariale. È commissariata la sanità, è commissariato il territorio calabrese. E i nostri giovani, quelli che si sono impegnati, quando diventeranno classe dirigente? Sono commissariati, quindi voglio dire, ma a proposito di questo, non è una provocazione, perché poi qualsiasi cosa che va pro lo sviluppo, verso lo sviluppo, per me ben venga. Poi è chiaro che bisogna aspettare sempre, attendere i risultati, ma con le emergenze che abbiamo, no? Restituire delle cartoline che sono ovviamente legate alla storia, alla natura, la famosa storia che abbiamo detto anche della culla, che già ti sei addormentato mentre la dici, della civiltà, Magno Greco. Ma quanto invece è fondamentale far capire al turista che arriva che al di là della bandiera blu e della gran spiaggia è il servizio, i servizi primari. Noi stiamo parlando di servizi primari, la coscienza di tutti quanti noi deve andare in questa direzione, perché se non abbiamo coscienza di ciò continueremo a perdurare in questo sistema in cui gente che non ha le capacità, né la capacità culturale o professionale, continuerà ad amministrarci, assecondando ovviamente delle priorità che non vanno nella direzione certa di quello che è lo sviluppo mancato e di quello che è invece la necessità primaria di un popolo che adesso da troppo tempo non è più manco abituato ad urlare, sta supino in attesa che qualcosa possa accadere. È così. Diciamo grazie a Dio è così, perché più giù il livello più basso credo sia stato raggiunto, per cui io non vengo in Calabria, sapete perché? Perché se mi ammalo non saprei cosa fare. Pubblicità, ritorniamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Benvenuti a Reggio Calabria. L'acqua cristallina, il sole che splende. Una terra meravigliosa,
fresca, innocua, innocente, ricca? Sì, miliardaria. Ma come, non lo sapete? I calabresi devono essere orgogliosi del loro patrimonio. Girano più soldi in Calabria che nel paese più ricco d'America, la California. Non tornano i conti, vero? La gente è senza lavoro, com'è possibile un tale miracolo? Ma certo, per il nostro mare, il nostro commercio, ogni giorno a Gioia Tauro, il porto mondiale, arrivano centinaia di container pieni di sacchi di farina, fresca, buonissima, esportata. La farina. Svizzera, Germania, Messico, Sud America, Stati Uniti, tutti commerciano con noi, tutto passa da noi. D'altronde la mamma è sempre la mamma. Ma chi è il maestro di questo grande commercio? Com'è che gira l'economia? No, niente di complicato. Famiglie mafiose e capi di Stato si siedono tranquillamente e ne discutono insieme alla cena di Natale, come fratelli. Piromalli, Mancuso, De Stefano, Pesce, le cosche più grandi di Europa, 400 famiglie e milioni di affiliati nel mondo. Magari ne fate parte senza neanche saperlo. Ma come? Non si può dire? Non si può dire perché Calabria è omertà? Forse sì, una parte. Ma vi svelo un segreto, non siamo proprio tutti sordomuti. Quindi non lo posso dire ed uno dei più grandi processi della storia. Non posso dire che c'è un progetto d'attacco allo Stato, che le mafie si sono unite, le banche si sono unite. Non c'è più solo 'ndrangheta, ma un progetto economico mondiale. Si parla di magistrati, di persone che rischiano la vita ogni giorno là fuori. Ci chiedono: non lasciateci soli, scendete in piazza e animate la rivoluzione. No, non me ne andate. Ora arriva la parte migliore. A condurre il processo abbiamo il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Cari mafiosi, quello che vi sta simpatico. Quello a cui mandate le lettrine di San Valentino con i proiettili dentro. Quello che prima gli spariamo meglio è. L'avete detto voi. Quel povero uomo a cui avete comprato 200 kg di tritolo. Li tenete nascosti chissà dove per fargli la sorpresa di compleanno. Vi sfido ad avere il suo coraggio. Andare avanti con ogni decisione, nonostante tutto. Ora vi do io uno scoop. Processo rivoluzionario, tutti ne parlano, in prima pagina su ogni giornale italiano. Sit-in, 10 luglio, Reggio Calabria, processo 'ndrangheta stragista. America stragista, Italia stragista, Sicilia stragista, Calabria stragista. Cosa nostra 'ndrangheta si uniscono, spari, esplosioni, carabinieri morti ammazzati e poi il silenzio. Ma qualcos'altro è nato, di nascosto, di silenzioso. Lo Stato ha processato la mafia ha tirato in ballo lo Stato. Nasce Forza Italia, Delluti, Berlusconi, Matacena. Troppi nomi sono stati fatti, non c'è più la mafia, ma solo un grande bordello. Un sistema criminale integrato, nato per farci stare in silenzio. E allora accontentiamoli. Il 10 luglio non venite, non deve esserci nessuno. Silenzio per strada, la piazza deve essere vuota. State a casa e chiudete bene le tapparelle, Non vorrete mica essere visti di buon occhio. Facciamoci i fatti nostri, che ad ammazzarli non tocca mica a noi. Il nostro compito da bravi cittadini sta solo nello stare a casa. E quando sentiremo le bombe, far finta che non sia successo niente. Quando è arrivata questa mail al mio amico e co-conduttore di On The Row, dico la verità, abbiamo avvertito proprio un senso di disagio, perché lì si parlava della nostra situazione, vero Fabio? Si parla di noi e Our Voice sostiene una campagna di sensibilizzazione contro le mafie, il malaffare in maniera concreta, perché raccoglie poi da ogni pezzo di terra, da ogni lembo di terra, quelli che poi sono i progetti di creatività artistica finalizzati alla protesta, ad una protesta non sterile, a una protesta non nascosta, ma di gente che ci mette la faccia. Questa è una giovanissima attrice che si chiama Elisa Pagano, che ringraziamo per il contributo che ha dato a questo video, a chi l'ha costruito assieme a lei, e soprattutto
vuole essere un invito per chi ce la può fare, per chi vive in quelle zone, per chi riesce a spostarsi, all'appuntamento del 10 luglio, Piazzale Gaeta alle 9:30 di fronte al Tribunale di Reggio Calabria a sostegno di un PM che fa una requisitoria importante rispetto ad un grande processo che è quello di 'ndrangheta stragista, ritengo sia un segno di civiltà che i calabresi e la Calabria possono dare in un momento in cui probabilmente questa è la cosa di cui necessitiamo. E soprattutto bisogna ringraziare perché hai visto con quale verve, con quale spontaneità e quale freschezza ci ha raccontato delle cose da rabbrividire, facendo anche nomi e cognomi, e quindi a una giovane età come lei metterci la faccia e raccontare queste cose partendo da quelli che sono i crocevia del narcotraffico internazionale, ma anche i nomi di famiglie che contano sono importanti, che contano e che determinano il futuro, lo sviluppo di questa Calabria, penso che sia una cosa importante e bella e che va sostenuta. Our Voice. È la coscienza incosciente della giovane età, quando non si fanno calcoli, quando si allena il coraggio, questo muscolo immateriale che a seguito della paura si esercita, e quindi è questo il futuro. Ma quale futuro potrei dare io alla Calabria se non nell'impegno quotidiano per la costruzione delle future classi dirigenti calabresi? Ma che cazzo parla? Ma che non va conto? Che sono al telefono con gli accoliti intorno, quelli che l'hanno votato, e che ora il do ut des diventa materia quotidiana. Dici, onorevole, che ti hai votato? Fra l'altro, quelli della regione non sono onorevoli. Non sono onorevole. Ma bene o male che l'hai detta questa cosa, Errante. Questo fatto di onorevole, no? Di pretendere e di avere in qualità di consigliere regionale questo titolo, perché così è un titolo, di onorevole, che a prescindere insomma è vetusto e quantomeno consono per i tempi in cui viviamo, in cui c'è una grande differenza e il divario sociale si sta allargando sempre di più. Chi ha i soldi ce li ha, chi non ce li aveva o chi ne ha pochi sta diventando sempre più povero. Allora in un divario del genere pensare che qualcuno debba ancora avere la patezza di essere chiamato onorevole semplicemente perché siede in degli scranni in cui invece dovrebbe far di tutto per rappresentare il popolo, e allora mi sembra abbastanza imprudente e impudente, e per cui i consiglieri regionali... Io saltello in queste magnifiche possibilità che offre il nostro vocabolario. Il problema è conoscere il vocabolario. Diceva come volessi essere Fabio Bonifacio Vincenzi. C'è qualcosa che precede l'essere e che è la costruzione dell'essere tramite tempo, impegno, passione, gratuità, non mi stancherò mai di ripeterlo, gratuità, perché tutto quello che giova al nostro spirito, che non è materia tangibile, ma materia intellettuale e sensibile, comunque ha bisogno di tempo. E nel mondo ci sono tante espressioni di intelligenza e high-tech si muove tra un'onda di assoluto progresso e una risacca di ricordi di vecchie ma sempre apprezzabili manualità. È una delle mie preferite le nostre rubriche. Guarda che ha fatto, guarda. Di là. Bellissima, compà. Quello che fai tu è bello. Tutto.
Io ricordo davvero con nostalgia, Fabio, ricordo i primi zoccoli Dr. Scholl, Ma tu ti che tu ricordi li che erano... mettevi subito ai piedi e praticamente ti paralizzavano, sopra perché Facevano un male cane. levava la pelle, Esatto. quindi per ripristinare lo strato epidermico primordiale passavano settimane. Ci voleva ottobre, insomma. Poi sotto sentivi questa ondulazione, dici perfetta, il plantare, il legno, e camminavamo come tanti non Poi deambulanti. Io fondamentalmente mi sentivo un po' Gescia in realtà. C'era la versione un po' su Tommy, mi sentivo un po'... È vero. no? I primi tempi con gli zoccoli della Dr. Scholl. Poi pian piano il dolore, che vedo, ci si abitua al dolore, passava. perché ci si abita, lei in questa settimana mi ha mandato tante di quelle informazioni e degli input. Io non potevo essere sollecitato. Sempre riguardo al Dr. Scholl e ai suoi zoccoli, ricordo che l'obiettivo era consumare il tacco che non rumoreggiava, per avere questo tacco di legno che scandiva ogni passo quando si rientrava a casa dal mare. E guai, ricordo zoccoli Dr. Scholl consumati quasi fino alla metà, che continuavano ad essere indossati, perché a quel punto il piede, almeno il tallone, aveva il conforto dell'asfalto, ovvero della sabbia, non più il legno sotto, la pelle che ricopriva e che consentiva la calzata era diventata morbidissima anche per il contributo dell'acqua marina, dell'acqua della doccia. Anche un po' arrugginita a volte, se un po' vogliamo arrugginita, bravissimo, un po' arrugginita, e questo ci dava modo di sentirci comunque collegati al futuro. E quello che abbiamo visto non è futuro, è assolutamente passato e futuro, e questa magnificenza di dotazione creativa di cui con la quale è confezionato l'essere umano. Non sto a dire se dal Big Bang oppure dal Dio creatore, non è quello il problema, quello lo gestisce ognuno per conto suo. E invece... Ma Errante, non volevo dirle, perché stiamo parlando di high-tech e di creatività, che Sì. noi ricordiamo sempre, ci ricordiamo di salutare Luca Chito, che ovviamente è doveroso, no? Il Deus Ex Machina, il regista, ma noi non ringraziamo una persona a cui siamo molto legati, io particolarmente, quindi me ne prendo anche il pregio di essere particolarmente affezionato, che è il creatore della nostra sigla, Piero Arena. Piero Arena. Grazie, Insomma, Piero. un abbraccio a Piero Grazie. Arena. Le persone Grazie. dietro le quinte, Grazie dietro dalle veramente. telecamere, bisogna ricordarle sempre, tutti i Grazie. tecnici dell'emittente, ma Piero che ci sta particolarmente vicino, che ha una grande pazienza, ma soprattutto riesce a capire e a trovare le affinità con i gusti degli altri, e questa è una grande qualità nella vita, quindi grazie a Piero. È un fatto di sensibilità, è la sensibilità di chi esercita il lavoro, per cui avverte questo trasporto, questa attrazione che è un possesso, è un talento, è una passione, è un insieme di questi elementi. Come passione e talento è certamente il prossimo collegamento video con Fabio. Perché questa introduzione di Errante, talento e passione si trasmettono anche da un punto di vista genetico, questo è chiaro. Sappiamo che si parla in ambito artistico di figli d'arte, in ambito politico di figli di, e a proposito di figli di in ambito politico, il proseguio lo lascio soltanto immaginare a voi, noi abbiamo un grande sindaco che tra le altre cose è il mio preferito, perché Pasquale Iasco, che è il primo cittadino di Pecorina da un pezzo, e da un pezzo tra le altre cose lui è sindaco, ma si organizza per garantire alle generazioni future di Pecorina un proseguio importante. E oggi abbiamo in collegamento
Pier Pasquale Iasco, No. perché sarà poi il futuro di questa importante ed enorme città. Maglietta, ma E con Pier Pasquale, la che prima grazie, lo ringraziamo, se Vi ci sta saluto e vi ascoltando, ringrazio per questo invito. parleremo di come i Che come Culaponte l'ho di Pecorina che come l'ho detto a affronteranno la papà, prossima mi ha detto stagione che se mi estiva. volessero invitare tutti quelli che lui ci ha dato in carico sotto la soglia, sotto il banco, insomma, me la racconti, non avessi neanche il tempo di laurearmi in economia, Storni, Fabio Storni e commercio. Quella è è una un'intuizione. facoltà nuova. Gli storni sono i più importanti del commercio. Senta, senti, Ma- Pier Pasquale, quindi anche ma tuo padre è anche andato tuo padre, sotto anche- soglia? Sì, anche Bene. mio padre alle domande si risponde sempre iniziando con la domanda, no? Anche tuo padre anche mio padre, capito? Anche mio padre ha fatto uso del sottosoglia, mi va piccola la maglietta, ma sottosoglia, sommergenza e sommerso, le GS diciamo sono, sottosoglia, sommergenza e sommerso. Che queste sono le GS che lui mi ha detto che ti fanno sollevare il comune e che ci cambi la faccia, Sì, ma- la faccia e ti mantiene la faccia. No, Pier Pasquale, io volevo Ci dirti una cambia cosa, la ma faccia, io sapevo che invece le 3S, dall'avvento del berlusconismo, invece erano altre. Cioè erano sesso, soldi e successo. E infatti, soldi, sesso e Soldi, successo. sesso e successo. Sì. Dico, Le 3S governative conclamate di Berlusconi, ma anche prima di sempre, sì. Queste che avete detto, queste che sono le figlie di quelle originarie, che sono quelle che vi ho detto io. quindi prima, un'evoluzione qui, sottosoglia. stiamo all'evoluzione. Cioè, pigli 40.000 euro che non ti controlla nessuno, che non c'è controllo, non ci devi fare la banda, diciamo, e le dai nella sommergenza, hai fatto già due, Il sottosoglia, bando, non la sommergenza. banda. Capito? E poi quello che l'hai data nella sommergenza sotto la soglia ti scivola a te la bustarella, che se per esempio se tu acchiappi 250 600 bustarelle all'anno, un minimo c'è i soldi, pure che vuoi fare un'opera di beneficenza, e quindi c'è i successi, i soldi, il sesso, diciamo i piccioni ti alzano un guaggio, oppure te ne puoi andare, te ne vai in Africa, ti prendi una camionata di bambini ingenue, le paghi a prezzi di costi, le porti a Pecorina, le fai stare a Pecorina in un collegio fino a che diventano maggiorenni e poi te le puoi fidanzare. Una prospettiva oppure te ne vai pure a straordinaria. Cuba, pure lì ti puoi riempire la stiva di un camion di bambini ancora ingenui. Poi non ti dico, hai capito? Pure nelle favele del Brasile ci vai e te ne porti, diciamo, a carriolate. È un modo di proprio stare bambini vicini ai ingenui paesi e minorenni, sottosviluppati, che poi sì, cioè. le fai stare a Pecorino. È proprio un'idea politica chiara. Pier Pasquale, novità, stendiamo un'Evelina la Pietosa stendiamo su un'Evelina quello che hai Pietosa detto. con la minigonna, però la stendiamo Sì. un'Evelina Pietosa, Vabbè. che l'estate Novità a per Pecorina l'estate. è piena di gente che strenta nella mossa della nostalgia. Come? Non ho capito. Che? L'estate a Pecorina è molto bella, è piena di gente che strenta nel morso della nostalgia. Che strenta? Strenta o l'estate a stenta? Pecorina è una merda proprio. Ma come? L'estate a Pecorina è una merda. Questa sera è piena di gente che sta a Pecorina, dentro la casa natia, e sta e mangia e fa i rutti di quando erano ragazzi. C'è chi questo comportamento lo corregge e c'è invece chi lo scorregge. Sempre di come quando erano ragazzi, poi giocano a padrone sotto col vino che spunta, e Soprattutto che spunta, quindi quello è importante. quando si raccolgono a casa non vanno in tempo ad andare, che si mettono a dormire sulla soglia. Sotto soglia nella somma urgenza e sommersi in mille pensieri come storni di fondi in nero nel vespro migrar. Che bellezza. Sì, pure, bravo. Può essere? Siccome i veri rivoluzionari sono i poeti,
per quest'estate ho pensato di fare un concorso di poesia del teatro all'aperto con tutti i partecipanti allora, che vogliono questa è una cosa partecipare, sì, che si esibiscono uno per volta nella prima fase, se presentati dalle rispettive mamme. Ovviamente, Chi non già sì. la mamma non si friga, ci può essere una mamma volontaria che lo presenta, perché ogni volta che imparano una poesia o la scrivono, le mamme le portano in tournée prima dai parenti e poi anche dagli estranei. È un progetto politico Pier straordinario. Pasquale, sono opere originali o no? Le poesie non do. No, pure i tarocchi, chiaramente vabbè. no. Che domande. Poi, siccome quelle che stanno a Pecorino, a me nel 95% non va una bella mazza, allora ci sono 35-36 mila partecipanti. Ma pochini, allora 35, potremmo fare una 36 diretta mila. stream con la televisione, con l'obbligo di vederla, se no il sindaco vi licenzi il tronco, certo, il ceppo, la cippa, e poi voglio vedervi con una foglia di fica stretta nei ginocchi. Che figura ci fate? Che cosa dicono di voi? Andate a fare disoccupati con una sanità nella merda. Una merda di viabilità, e con le teste piene di scarpe vecchie, le tasche piene di sassi e gli occhi pieni di tè. Questa in realtà mi pare di averla già sentita. No? Anche io, Ora non Anche- vorrei insultarla e non vorrei sembrare impertinente, ma... Non ti sbagli, è una poesia che ho scritto anni addietro, una ma sua poi l'ho persa creazione. di vista, me ne ho scritte talmente tante che non mi preoccupo. Quando stai a Pecorina, senti che la cultura a 90 gradi Che si apre proprio è la l'universo. temperatura giusta per i neuroni che girano a giostra sulla ruota del tricheco. Hai a portata di memoria una poesia, Pier Pasquale, Aspetta un attimo, questa sera mi scruto. Ma questo modo che ha Ce l'ho, tipo te megafono, la dico? no? Te la dico subito? Sì, Benissimo, prego. benissimo. Dilla, Matt, dillo, Matt. Sorridi, donna, sorridi sempre alla vita, anche se lei non ti sorride. Sorride agli amori finiti, sorride ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per i naviganti, farò per i naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà, infatti. il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti. Alda Merini. Scusa, ma però, Come Pasquale, chiude? come chiude questa poesia? Perché quello è fondamentale, sapere come chiude. Come chiude la poesia? Un raggio di sole per tutti, Aldi Merini. Alda Merini è una poetessa. È poetessa, Pier Pasquale, poetessa. E infatti l'ho dedicata proprio a lei io. Ah, ecco. Che Va per bene, tutte Pier le Alde Pasquale, Merini grazie. del mondo proprio ce l'ho Grazie. ce l'ho voluta dedicare. Grazie tante, contributo illuminante e soprattutto che ci lascia ben sperare per un futuro prospero certo, no, per Pecorina. Ci è avete straordinario. notato che parlo come quando faccio gli annunci della macchina dell'altoparlante? È quello che stavo per i pensando, questa perché te l'ho sera, detto prima alle durante ore io. totti, a poste totti. Sì, sembra un po' ci sarà l'arrotino, il no? O comizio. no? Oppure quello che pulisce i fornelli a gas, credo che ripara le cucine a gas. Sì, anche quello che vendeva la varichina. Anche quello che vendeva la varichina. Ah, varichina! Io ho un futuro, ma veramente mi rendo conto di avere un futuro, ma purtroppo il nostro futuro, almeno per quello che riguarda la trasmissione di oggi, non c'è più. Perché, Fabio? A lei la magnifica chiosa da questo scantinato dell'intelligenza, perché guai a farsi scoprire intelligenti, guai, è meglio tenerla nello scantinato. E Poparome della Calabria tutta. Abbiamo in retroscena in attesa di dopo questa bella settimana piena in cui succedono tante cose, verranno scoperti addirittura attraverso un video girato con un po' di soldini gli odori degli agrumi diversi delle zone della Calabria. Noi comunque in ogni caso abbiamo provato a raccontarvi a modo nostro quello che succede, provando a stare on the road e soprattutto standovi vicini e entrando nelle vostre case in punta di piedi, ma con la coscienza di potervi portare tra un po' di simpatia e qualche po' di satira quella che è una verità che è ineludibile. Da Fabio Bonifacio Vincenzi E e da Francesco Francesco Errante Errante è tutto, perché il tempo è tiranno e tiranno è finito.